Dino Scantamburlo, vicepresidente del Consiglio provinciale di Padova, già parlamentare e già sindaco di Campo San Piero. Siamo una ventina di amici padovani là in fondo e ci siamo chiesti stamattina ma perché andiamo a Montebelluna oggi? E allora ci siamo detti perché ci pare che come cittadini, come PD e come tutto centro-sinistra dobbiamo darci una mossa politica forte perché venga adottata un'iniziativa convincente, aggregatrice e risolutiva. Perché intendiamo essere pronti da subito a competere con la Lega e il PDL per un'alternanza di governo nel Veneto nei prossimi 5 anni. Perché abbiamo le idee per fare subito lo statuto regionale che la Lega e la PDL non sono riusciti a fare, al fine di definire gli obiettivi generali di governo, gli strumenti da utilizzare e le risorse, per un modello di regione meno centralista e più efficiente e che preveda il recupero di un ruolo autorevole e davvero utile della politica nel governo dei complessi fenomeni economici e sociali. Perché vogliamo approvare il piano sociosanitario che attende da 12 anni, per garantire un'assistenza sanitaria di qualità ovunque e di eccellenza per alcuni servizi, con minori liste d'attesa magari, e per garantire livelli adeguati di assistenza sociale, come dicevi prima, ai minori, alle famiglie, ai diversamente abili, agli anziani. Per applicare la sussidiarietà orizzontale e verticale, trasferendo a province e comuni le competenze nelle materie in cui sono in grado di farsela da soli, per impostare un nuovo governo dell'ambiente e delle fonti di energia, per valorizzare davvero le realtà del no profit e del volontariato. Ma perché Laura Puppato? Perché ci siamo detti, oltre alle doti personali e alle capacità amministrative che le riconosciamo, è un sindaco. Diceva Marcello Volpato, che è stato sindaco fino a pochi mesi fa a Campo San Piero, finalmente possiamo avere un sindaco, come facciamo a non mandarlo avanti? Noi le riteniamo capace di trasferire la preziosa esperienza di sindaco, fatta in una visione sempre più ampia e lungimirante dei confini della propria città, nel governo regionale. Essere sindaco richiede la cultura e la mentalità di programmare e guardare al domani del proprio comune. Con Laura Puppato noi puntiamo alla regione per programmare e impostare il futuro della nostra convivenza in una sicura coesione sociale, nell'inclusione e nella creazione delle premesse per la piena integrazione degli immigrati disponibili a farlo. Essere sindaco significa anche gestire il presente con tempestività, equilibrio e sensibilità. Con la Puppato noi puntiamo alla Regione per porre in atto un grande impegno che riesca a fornire risposte rapide e certe alle situazioni di crisi di oggi delle piccole e medie imprese, dei cassintegrati, dei giovani con occupazioni precarie o senza lavoro e per ora privi di futuro, delle famiglie che stanno subendo tali pesanti conseguenze. Essere sindaco comporta lo stare a contatto quotidiano con i cittadini, ascoltarli, fare una sintesi equilibrata delle loro più varie richieste, avendo come obiettivo l'interesse generale e non chiudendosi nelle proprie sicurezze. Con la Puppato noi puntiamo a un governo regionale che si tenga in sintonia con il sentire vero e con le aspirazioni concrete dei cittadini veneti, che tenga aperto costantemente il dialogo con loro, li chiami, li provochi, dialoghi con essi, con le loro realtà associative, economiche, culturali e sociali, con il no profit e il volontariato e spieghi le ragioni delle proprie decisioni. Essere sindaco comporta anche l'adozione di un metodo, di uno stile che non hanno nulla a che fare con l'arroganza e la demagogia dimostrata dal presidente Galan, e neppure col populismo, le contraddizioni e l'altezzosità di Zaia che proprio oggi Galan gli rimprovera, ma richiede un atteggiamento di profondo rispetto delle istituzioni, dei cittadini, da servire in coerenza e credibilità. Noi cittadini
non il tavolo a due di Arcore o un tavolo qualunque di Roma, riteniamo che Laura Puppato possa adeguatamente ed efficacemente interpretare questa impostazione. Chiediamo al PD regionale di superare rapidamente le discussioni interne e chiediamo alla sinistra, all'Italia dei Valori e all'UDC di rendersi disponibili a ritrovarsi subito assieme nel rispetto della dignità politica di ciascuno, perché si definisca e si condivida il programma, ci si ritrovi attorno a Laura Puppato e si inizi la campagna elettorale con alta passione civile, con grande dignità politica, con l'orgoglio di farcela sia a vincere e sia poi a governare bene.